Io devo dire che ho sentito parlare per questo processo, e credo si sia anche scritto, di archeologia giudiziaria, quasi facendo intendere che su vicende come quella che costituisce l'oggetto di questo importante, secondo me, delicatissimo procedimento, forse sarebbe opportuno stendere una specie di velo, una specie di coltre di silenzio. Sono cose del coltre di silenzio, sono cose del passato, sono cose lontane. Oggi un processo, una condanna, una pena potrebbero sembrare, se non inutili, tardive. Ho sentito dire questo e naturalmente non posso che ribellarmi con tutte le mie forze. Il Ministero ha parlato di negazionismo ed è vero che c'è questa tendenza ad attenuare le responsabilità del più grande massacro della storia dell'umanità. Pochi giorni fa, una delle grandi menti del nostro paese, che è Norberto Bobbio, quando gli hanno conferito il premio Hegel, diceva, mi hanno dato il premio Hegel e io devo anche condividere una delle tante cose che Hegel ha detto. Vedi, tra l'altro una grande mente che viene da quel popolo tedesco da cui purtroppo è derivato quel gigantesco massacro. Hegel ha detto, dice sì, la storia del mondo, la storia dell'uomo è anche un grande mattatoio, però questo senza retorica, con pacatezza. Questo, quello del nazismo, è stato il più grande massacro dell'umanità, il più grande massacro per vastità, per ferocia, per brutalità, per le modalità di esecuzione, e questo non possiamo dimenticarlo. Ora dicevo, questo processo, la risposta non può essere che una a chi dice che questo processo forse sarebbe meglio non farlo, che questo processo non solo è utile, non solo è opportuno, questo è un processo necessario, perché la materia di questo processo sono dei crimini contro l'umanità, sono dei crimini che aggrediscono i valori fondamentali dell'uomo, l'integrità della vita fisica e la dignità della persona umana, perché non dimentichiamo, e lo abbiamo sentito anche oggi nelle parole di questo splendido prete, Don Domenico, quando ci ha detto eravamo diventati dei numeri, anche un cane ha un nome, ma noi non avevamo più un nome, eravamo dei numeri. Non dimentichiamo che questi massacri sono stati non solo l'annientamento fisico della persona, ma anche l'annientamento morale, l'annichilimento totale della persona. E del resto, signori del Tribunale, loro lo sanno meglio di me, tutte le legislazioni, non solo il diritto naturale, che anche nelle popolazioni diciamo più primitive la legge del non uccidere è una legge che impera entro determinati confini, il diritto naturale, la religione, le convenzioni internazionali, la Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, e questi giorni proprio la Carta dei diritti fondamentali del cittadino dell'Unione Europea dicono che la vita non si può aggredire, che la dignità umana non si può aggredire. Sono cose scontate, ma questo va detto, questo processo va fatto prima di tutto per una fondamentale esigenza di giustizia. Non possono restare fatti di questo tipo impuniti. Purtroppo molti sono rimasti impuniti. La storia di quel famoso armadio scandaloso, i 695 fascicoli, a parte gli altri, ormai lì l'impunità è acquisita per moltissimi dei criminali nazisti. Però questo è arrivato in aula, questo è giusto che abbia la punizione che merita. Voglio dire ancora che non è solo un'esigenza elementare di giustizia, io credo che questo processo lo dobbiamo, perdo ancora pochi minuti su questo problema fondamentale introduttivo, lo dobbiamo anche alla memoria delle vittime, ma lo dobbiamo ai sopravvissuti, all'anima offesa dei congiunti delle vittime. Io ho visto le fotografie del signor Michael Seifert sul giornale in questi giorni, vedo un ormai anziano signore del numero, hanno avuto uno scalpore, una risultata del condannato, del condannato, però placare l'animo della persona offesa, non placarlo con un'istanza vendicativa, ma riparando e dando loro il riconoscimento di una colpa quando c'è, Questa è una delle funzioni essenziali della pena, essenziali, e voi attraverso la vostra decisione la potrete manifestare. Qui si tratta, scusate se mi ripeto, di dare giustizia, una giustizia che ha una valenza storica, ma di dare anche giustizia alle persone che hanno sofferto quello che hanno sofferto. Poi c'è, oltre al testimoniale, che questo tipo di testimoniale, ci sono molti processi dove effettivamente il lavoro del giudice è difficile, perché dice, ma questa gente mi viene a dire queste cose, saranno vere o non saranno portatori dell'interesse e della volontà di agevolare qualcuno, qualcuna delle parti processuali? Qui avete gente limpida,
onesta, è più che onesta. Io torno alle motivazioni ideali, gente che ha rischiato la vita per un ideale, che comunque incolpevolmente si è trovata in questa vicenda e che vi dice la verità. Non potete minimamente dubitare che vi dica la verità. Certo, voi avete delle testimonianze che sono testimonianze di tipo diretto e testimonianze di tipo indiretto. Voi avete la testimonianza diretta di chi riferisce cose che in prima persona ha visto e vissuto, e avete poi la testimonianza indiretta. E sulla testimonianza indiretta c'è tutto il principio della valutazione della prova che l'articolo 192 del codice procedura penale apre, e ci sono naturalmente, c'è giurisprudenza, c'è un sacco di dottrina su questo principio della testimonianza indiretta, che secondo me ovviamente può avere un peso diverso. Io dico una cosa che ho visto, che ho vissuto, e poi riferisco una cosa che mi è stata detta. Se quel riferimento che do, e la dottrina è orientata molto in questo senso, non do una fonte o do un qualche cosa che è irraggiungibile perché io volutamente lo voglio far diventare irraggiungibile, allora la testimonianza indiretta su quello che mi viene detto perde di efficacia. Ma se io, come in questo caso, vi do la fonte perché vi dico io l'ho visto entrare nella cella, ho sentito urlare e poi il mio vicino della cella di fronte mi ha detto che l'ha visto portar via morto, questo riferimento che dà la fonte da cui proviene la notizia e che questa fonte non è più raggiungibile non per colpa di chi dà la notizia, allora questa testimonianza indiretta, che ha un riscontro e quindi ha un peso in un tassello di costruzione degli elementi della prova, ha una funzione importantissima, non è nella sua volontà di fare il male e procurare la sofferenza fino alla fine, fino alla morte. Non usava le armi da fuoco se non raramente, quando ha sparato a quello che con il buco in fronte nel cortile eccetera. Usava i colli di bottiglia, strangolava, usava i secchi d'acqua in gennaio a Bolzano, dove sono 15-20 gradi sotto zero, che scagliava addosso alle persone nude, perché la morte non era solo il suo obiettivo, il risultato finale. La morte non poteva essere una morte pura e semplice, doveva essere una morte fra le sofferenze più atroci, e non solo, ma non doveva nemmeno essere una morte immediata, perché l'agonia si prolungava per giorni, perché noi abbiamo i testimoni che dicono che ho sentito gridare 2-3 giorni, e poi questo grido diventava più fievole, sempre più fievole, finché si spegneva. Parte il problema della prova, che non credo dobbiamo allora vedere la fotografia di quella persona deceduta quando sentiamo questo racconto, ma questi racconti ci dicono che quest'uomo ha fatto del massacro così il suo puro divertimento, non voglio dire, sì, la sua ragione di vita in quei giorni. E tutto questo, se può valere ancora, tutto questo a pochi giorni dalla liberazione, se può valere, perché non è, se lo faceva 2 anni prima, non è che con questo si sarebbe meritato dei riconoscimenti, ma a guerra finita, quando ormai il nazismo, il serpente, la serpe del nazismo era stata stroncata, pochi giorni mancavano, quella gente poteva uscire da lì a poco, e lui continuava a uccidere, massacrare con quei modi, con quella intensità assoluta di malvagità. Io dico, possiamo allora a quest'uomo, perché io dico, non so, certo, le attenuanti, già si pone il problema delle attenuanti generiche, ne parlo perché credo che come rappresentante della mia città, una città che veramente ha patito per la presenza di questo, e io vorrei solo dire una cosa, non per polemizzare, ho sentito un test stamattina dire che insomma la popolazione gli era ostile, adesso io non voglio improvvisare, certo ci sarà stato anche qualcuno ostile nella popolazione perché a Bolzano c'erano anche i nazisti, questo è innegabile, incontestabile, però insomma io credo che sia stato un caso sporadico, perché guardi, e questo devo dirlo, forse devo spendere una parola inutile nel processo, ma utile per me, per la mia città, sul fatto che questo campo tra l'altro era all'interno del quartiere italiano della città, e noi nelle cronache oltretutto di queste vicende, nelle cronache, questi libri, sappiamo di gente che gettava il pane, che aspettava l'uscita dei prigionieri, alcuni più validi, più efficienti venivano portati nella galleria del Virgola, aspettava l'uscita per dare una mela, per dare un tozzo di pane. Voglio dire, la città ha sofferto, non è che la città abbia tratto né piacere né godimento di quanto è venuto, anche se qualche fanatico ci può essere stato. Io non dico che il test ci ha detto delle cose non vere, dico solo che il test ha avuto purtroppo un riscontro che lo ha ferito, questo riscontro c'è stato ma non va generalizzato. La mole dei documenti messi a disposizione e la ricostruzione dei fatti è già, dal nostro punto di vista, un primo scopo che il processo ha raggiunto. Lo ha raggiunto perché comunque questi fatti sono stati rievocati, sono stati portati alla luce e costituiscono un tassello nella ricostruzione della memoria dell'Olocausto
che grazie a questo processo non sarà dimenticato. Sì. Buonasera, guten Abend, benvenuti, herzlich willkommen. Abbiamo voluto iniziare in questa maniera, perché il protagonista questa sera è l'avvocato Arnaldo Lohner, che vogliamo ricordare e che, come avete sentito, con la sua forza ha difeso i testimoni, ha difeso le vittime, ha difeso gli ideali e ha difeso soprattutto anche una città che, come abbiamo voluto segnare con delle parole, ha patito molto. Ringrazio anche il sindaco che è arrivato e ci ha raggiunto. Buonasera. Vedete, il nostro tavolo questa sera è pieno di persone che porteranno una testimonianza in merito a questa serata, e ringrazio soprattutto la figlia dell'avvocato Lohner e la moglie che sono qui con noi questa sera in sala. È un'accurata partecipazione, vedo, perché ci sono tantissime persone qui con noi. La biblioteca ha un fondo Arnaldo Lohner con dei libri che sono stati donati in questi anni, erano periodiche le visite, ci portava i libri, era l'occasione anche straordinaria per parlare, per scambiarci delle opinioni, ma soprattutto per ricordare e rafforzare un legame anche con degli ideali che lui promuoveva anche attraverso le scuole e attraverso questa divulgazione sempre accompagnata da una grande come posso dire, emozione, ecco, sapeva trasferire e arricchire i contenuti con una grande emozione, come avete colto questa sera. Gli ospiti li conoscete, li avete visti, ci sono anche non scendo nel particolare perché lascerò poi la parola ai nostri ospiti. È una iniziativa che facciamo con l'ANPI. Abbiamo comunque questa sera anche, accanto a questa prima traccia sonora che avete visto, accompagnata da alcune parole chiave che abbiamo voluto sottolineare, Controtempo Teatro, che drammatizzerà, ecco, proprio perché c'è questa emozione di fondo che accompagna sempre, che dà forza a questi ideali, riusciranno, ecco, a riproporre questo intervento in una maniera drammatica da delle professioniste che sono qui in sala questa sera con noi e che verranno e parteciperanno fra poco a questa nostra iniziativa. Non mi dilungo, lascio subito la parola ai nostri ospiti. Ricordo che abbiamo anche una diretta YouTube, per cui poi successivamente potrà essere vista anche in differita da altre persone, ma questa sera c'è anche chi ci segue da lontano, e in particolare vorrei salutare il giudice Bartolomeo Costantini, che questa sera non è purtroppo potuto venire, ma ha lasciato un messaggio che poi verrà letto e che salutiamo con grande affetto e riconoscimento. Grazie. Bene, anch'io ringrazio evidentemente tutti, ringrazio anche chi mi ha voluto come semplice anfitrione di questa cosa. Mi verrebbe da dire solo che se il tema della serata fosse quello della memoria, a questo punto, dopo queste parole che abbiamo ascoltato, potremmo tutti andare, perché non c'è molto altro da dire. Arnaldo ha detto in quella requisitoria che abbiamo ascoltato in parte tutto quello che c'è da dire, ma il tema di questa serata non è solo. Il tema di questa serata è anche Arnaldo Lohner, e io vorrei cominciare subito leggendo il messaggio che Bartolomeo Costantini, che purtroppo, come ha detto, non può essere qui, ha mandato. Mi hanno insegnato che quando si parla di una persona scomparsa non bisogna parlare di se stessi. Farò un'eccezione per dire della mia amicizia con Arnaldo Lohner, un legame che nacque nel processo Seifert alla fine del secolo scorso. Quel 23 novembre 2000 fui conquistato dalla sua Ring, un magnifico esempio di sapienza giuridica, di vasta e profonda cultura, di forte tensione etica. Da quella vicenda giudiziaria ho avuto il dono di un'amicizia forte, scaldata da fraterno affetto e cresciuta di giorno in giorno, parlando ai giovani per esortarli a non dimenticare.
anch'essi, come me, affascinati dal calore e dalla travolgente passione di Arnaldo. Grazie Arnaldo. Questo dice Bartolomeo Costantini e mi sembra bene averlo letto e averlo ascoltato. A questo punto cominciamo con gli interventi. Io vorrei per prima chiamare a parlare Valentina Loner, la figlia, perché un saluto. Dai. Io ringrazio tutti e sono ancora commossa perché mi sono emozionata a sentire la voce del papà. Ringrazio Valeria, Lampi e tutti i relatori che parleranno questa sera. In effetti sì, non sono solo spettatrice, sono anche la figlia, e prendere la parola pensando all'eloquenza di mio papà è già difficile di per sé. Quindi ringrazio tutti davvero. Bene, questo ricordo. Io vorrei, dunque, Arnaldo Loner, tante cose. Una personalità poliedrica, se mai ce n'è stata una. Avvocato, l'abbiamo sentito nel suo essere, nel momento chiave. Io l'ho sentito, l'ho ascoltato non solo in questa occasione, in tante. Si facevano allora i processi in corte d'assise, adesso non so se si fanno più, non credo, mi pare. Si facevano i processi in corte d'assise e quando c'era Loner sul banco degli avvocati, andare ad ascoltare era una lezione di vita, di diritto e anche di passione umana E vorrei che qualcosa in merito ci dicesse Silvia Basile. Buonasera a tutte e a tutti. Io sono avvocata come l'avvocato Loner e sono davvero orgogliosa di far parte dello stesso albo di un avvocato che come Loner si è battuto, mosso da una fondamentale esigenza di giustizia, l'abbiamo sentito dalle sue stesse parole, per ricostruire la verità di anni terribili e per sensibilizzare sul tema della memoria. L'avvocato Loner è nato nel 1934 e io stasera sono chiamata a raccontarvi di un evento che si è verificato un anno dopo la sua nascita, nel 1935. È questo l'anno in cui si iscrive all'albo di Bolzano la prima avvocata e il suo nome è Amalia Fleischer. Da settembre 2023 io sono presidente del Comitato Pari Opportunità dell'Avvocatura di Bolzano e il nostro scopo istituzionale è rendere più equa la professione, eliminando le discriminazioni di genere che senza dubbio ancora persistono nell'avvocatura. Mi confronto pertanto molto spesso con la domanda: ma come combatterle? E una strategia che si è rivelata molto efficace è quella di dare visibilità alla storia delle donne che hanno cambiato le cose, come quella delle prime avvocate. Tali donne, come tante altre nella storia, sono state spesso dimenticate, come era stata dimenticata completamente Amalia Fleischer, la prima avvocata del nostro foro. Ma quando ho scoperto che oltre che essere stata ingiustamente dimenticata, aveva vissuto in vita una serie di discriminazioni, insieme al CPO, al Comitato Pari Opportunità, abbiamo deciso di attivarci per porre rimedio. Abbiamo avviato una collaborazione con il Frauenarchiv, l'archivio storico delle donne, e grazie alle ricerche della presidente Alessandra Spada, che non smetterò mai di ringraziare per la passione con la quale si è dedicata agli studi e alle ricerche su questa figura, posso ora raccontarvi la sua storia. Amalia Fleischer nasce a Vienna nel 1885 e arriva a Merano seguendo il padre, prima della Grande Guerra. Figlia di genitori entrambi ebrei, nel 1917 si fa battezzare alla parrocchia di Maia Bassa e vi prego di appuntarvi questo dato.
All'epoca frequenta la facoltà di filosofia a Innsbruck, che era l'unica aperta alle donne. E dopo la laurea, non appena anche le altre facoltà vengono aperte alle donne, Fleischer si iscrive a giurisprudenza, sempre a Innsbruck. Poi si trasferisce a Roma, e dove completa gli studi e si laurea all'Università La Sapienza nel 1923. È questo anche l'anno in cui ottiene la cittadinanza italiana. Quando nel 1925 torna in Alto Adige per iniziare il praticantato come consipienti, iniziano le peripezie di Amalia. Nonostante la legge Sacchi del 1919 avesse chiarito che le donne sono ammesse a pari titolo degli uomini a esercitare tutte le professioni, e nonostante ci fossero già state delle avvocate italiane, basti pensare a Lidia Poet, che penso conoscerete, o anche Teresa Lobriola, l'Ordine di Bolzano manifesta dei dubbi giuridici e morali e decide di chiedere conferma agli ordini di Roma e di Trieste, chiedendo se una donna possa davvero accedere alla pratica legale. Ricevuto il via libera da entrambi gli ordini qualche mese più tardi, la carriera professionale di Amalia viene rallentata da ostacoli burocratici e domande respinte senza reali motivazioni. A tali ostacoli però se ne aggiungono anche altri, che sono ancora attuali. Sappiamo infatti che cambiò tanti studi perché a quanto pare non la pagavano e si spostò continuamente tra Merano, Bolzano e Roma. Compiuta la pratica, richiede di iscriversi all'albo dei procuratori nell'agosto del 1928 e nel settembre dello stesso anno le viene comunicato il superamento degli esami presso la sezione della Corte d'Appello di Trento. Ma l'iscrizione le viene rifiutata con la motivazione che la domanda stessa non è corredata dai prescritti documenti e oltre a ciò non sussistono le premesse di legge. Solo 6 anni dopo, il 13 luglio 1935, ottiene il titolo di avvocata e diviene la prima avvocata iscritta all'albo di Bolzano. E ricevuta la notizia dell'iscrizione, Fleischer la ritiene non solo una conferma dei 6 anni di pratica di procuratore regolarmente eseguiti, ma anche una formale attestazione che la sottoscritta a tutti i requisiti morali e politici prescritti. Nel frattempo Fleischer si era infatti iscritta al partito fascista e questo infatti era all'epoca un requisito obbligatorio per esercitare la professione forense. Per Fleischer, però, come avviene ancora oggi, una volta conseguito il titolo non si è affatto arrivati, dato che bisogna avviare uno studio, il che si colloca su un piano di difficoltà ancora superiore. Non abbiamo tracce di una sua attività forense successiva e anzi è probabile che come donna le fosse quasi impossibile avere clienti. Possiamo pertanto ipotizzare che per sopravvivere fu costretta a ripiegare su un'altra professione, ad abbandonare l'avvocatura e a dedicarsi all'insegnamento delle lingue. E pensate che lei era molto colta e ne conosceva 5 fluentemente. A fine del 1935 Fleischer infatti è a Roma e quando a dicembre viene lanciata la giornata della fede, consegna le fedi dei propri genitori alla patria. All'epoca si sposta in base a dove trova lavoro come insegnante, va prima a Latina, che all'epoca si chiamava Littoria, e poi a Gaeta. Infine nel 1938 si trasferisce nel convento di Santa Chiara a Faenza, su invito della preside dell'istituto magistrale che aveva conosciuto a un convegno e con la quale era entrata in confidenza. È lo stesso anno delle leggi razziali e pertanto insegna in forma estremamente privata, perché tutti gli appartenenti alla razza ebraica sono esclusi anche dall'insegnamento. Con le leggi razziali perde anche la cittadinanza, perché tutte le concessioni di cittadinanza italiana successive al 1919 vengono revocate. E come spiega Hannah Arendt nella Banalità del male, la revoca della cittadinanza era stata richiesta dalla Germania nazista ed era preordinata ad evitare che gli stati stranieri potessero chiedere informazioni sugli ebrei in seguito alla loro deportazione. Nel 1939 Fleischer si autodenuncia come ebrea e, adempiendo alle leggi del tempo, richiede lei stessa la propria cancellazione dall'albo degli avvocati. Questa cancellazione viene disposta senza intoppi e così viene spogliata anche del titolo professionale per il quale aveva tanto dovuto combattere.
Il 4 dicembre 1943 Amalia Fleischer viene arrestata in quanto ebrea, detenuta prima a Ravenna, poi viene condotta a Milano e infine deportata ad Auschwitz il 6 febbraio del 1944, partendo su un treno sul quale si trovava anche Liliana Segre e che è partito da Verona. E questa è l'ultima informazione che abbiamo di lei, perché poi se ne perdono completamente le tracce. La vita di Amalia Fleischer è quella di una donna tenace e coraggiosa, che nonostante gli ostacoli burocratici non rinunciò a tentare di intraprendere la carriera che desiderava. Ricordare Amalia Fleischer serve a ricordarci che i diritti, anche se sanciti sulla carta, non è detto che siano realmente acquisiti. Il suo infatti è un caso di discriminazione intersezionale, perché fu discriminata come donna, come straniera e come ebrea. La sua vita dimostra anche che insieme al CPO, oltre che a restituire la sua figura alla memoria della cittadinanza, volevamo porre rimedio alle ingiustizie che ha subito, promuovendo presso l'Ordine l'adozione di un atto simbolico, la sua reiscrizione a titolo riparatorio nell'albo degli avvocati, perché non vada dimenticato il prezzo delle discriminazioni e la necessità di contrastarle sempre. La nostra professione ha infatti il dovere di vigilare contro ogni forma di discriminazione ingiusta, ma questo è in realtà un dovere collettivo che grava su tutte e su tutti noi. L'avvocato Lohner è mancato ad agosto dell'anno scorso, mentre noi solamente il 10 ottobre 2025 abbiamo reso pubblica l'iscrizione riparatoria di Fleischer al nostro albo. E considerati i valori per i quali si è battuto, posso ipotizzare che avrebbe apprezzato l'iniziativa e magari ci avrebbe anche aiutato ad ottenere almeno la posa di una pietra d'inciampo, dove era il suo ultimo studio a Bolzano, in Piazza del Grano, numero 6. Grazie. Prego? Sarebbe bello se il sindaco ci dicesse qualche parola. Sì, buonasera a tutte e a tutti. Beh, intanto per me era un obbligo essere qua perché è un modo per dire come città quello che non siamo riusciti a dire ad agosto alla famiglia, per cui quello che è il ringraziamento che dobbiamo dare a quest'uomo. In secondo luogo, questa mattina abbiamo portato ad inaugurare la mostra che abbiamo nel ricordo di alcune tematiche importanti, la nostra città, i bambini di Tersei, dove è l'immagine, ed è stata l'immagine centrale in questa mattina. Perché vedete, l'ho detto anche questa mattina, siamo nell'era dell'immagine. Accettiamo qualsiasi immagine, anche se fa parte di una tragedia. Cambiamo il canale e alterniamo come sono andati i saldi del Natale guardando quello che accade nel mondo con le guerre e le tragedie. E riflettere sulle immagini è un tema importantissimo. Dall'altra parte però c'è bisogno della parola e quando questa sera, io sono arrivato qualche minuto in ritardo, sentiamo la parola, credo che su questo noi dobbiamo fare la somma delle cose, e cioè far vivere la nostra memoria. Oggi, dopo 81 anni, c'è una memoria che ha bisogno di essere rinfrescata. E rinfrescare la memoria non la si fa con la liturgia annuale del ricordo di quanto accaduto, ma si fa con le azioni concrete. E un cittadino a fare tutte quelle che sono le celebrazioni istituzionali, sia questo periodo dedicato ad Arnaldo Lohner, perché è l'esempio di come ognuno come cittadino può fare qualcosa e non ricordare qualcosa. La memoria va in qualche modo vissuta con l'azione nel ruolo di chiunque può avere nella nostra città, nella scuola, nella politica. In qualsiasi momento noi abbiamo un ruolo, per cui grazie alla famiglia che onora questa presenza e soprattutto ricorda un uomo di grande valore. La città credo che deve assolutamente, anche con altri atti in futuro, ricordare molto bene. Bene, andiamo avanti. Di Arnaldo ci restano documenti come questo, ci restano anche delle testimonianze che sono state racchiuse in un libro
che fu presentato, io ero presente qui qualche mese fa, mi sembra ieri, non so. Lui non era venuto, lo sentivamo presente, però non c'era, era febbraio. Ecco, io qui sono presenti invece coloro che quel libro l'hanno fatto. Io vorrei innanzitutto dare la parola a questo punto a Annalina Molteni. Sì, allora è stato interessantissimo compilare questo libro che abbiamo fatto assieme, Mendicino ed io, perché conoscere Arnaldo Lohner e soprattutto avere accesso alla poliedricità di della sua personalità veramente ci ha fatto spaziare in vari settori, perché Arnaldo Lohner non è stato solo un avvocato, non è stato solo il difensore della memoria, il custode, direi, della memoria della città di Bolzano in questo caso, ma anche andando oltre. È stato un grande bibliofilo. Ha una biblioteca. Io quando sono entrata la prima volta, Adriana, ricordi il mio stupore di questa biblioteca sterminata, piena di volumi. Io non so quanti siano i volumi raccolti nella biblioteca personale di Arnaldo Lohner. E quello che mi aveva colpito era stato proprio il fatto che in questa biblioteca i libri non sono messi lì tutti belli, allineati, in una situazione di staticità, ma sono vivi. Lui infatti in un pezzo, tra l'altro estremamente gustoso e molto ironico, che a me è piaciuto tantissimo, ha scritto di un suo dialogo con i libri della biblioteca. Questi libri della biblioteca che si animano, parlano con il loro padrone, come lo chiamano, e lo mettono anche al muro, dicendogli: beh, ma in fondo tu non ci hai letti tutti. Ecco, una delle obiezioni. Oppure metti anche i segnalibri tra di noi, e poi noi che tra di noi ci sono dei grandi aristocratici, quindi dei volumi degli incunaboli, dei volumi introvabili. E poi di fianco invece magari il libro d'oggi, il libro edito pochi mesi prima. È quasi un'offesa questa. Com'è? Non ho capito. Le scuole, sì. Poi l'altro aspetto che ci aveva molto colpito era per esempio le sue opinioni di deontologia professionale in campo medico, che è un campo minato, sicuramente molto, molto discusso e difficile da affrontare. Comunque quello che a me di cui vorrei parlare stasera è la memoria che Lohner ha tenuto viva nelle scuole. Cioè, dopo il processo Seifert, lo dice lui stesso, lui si era convinto che l'importante era non, come dice Costantini, c'è una frase di Costantini che dice: è necessario che la coscienza non si addormenti perché non si generino di nuovo dei mostri. Ecco, quindi il fatto di partire dai giovani, di partire dai ragazzi, dai bambini, dai ragazzi. E quindi è stato un apostolato questo di Lohner nelle scuole italiane, di lingua italiana, nelle scuole di lingua tedesca, ugualmente suddivise.
Quindi è partito da lì, ma è partito anche da delle pubblicazioni che fanno parte della biblioteca personale, che sono quei libri che furono pubblicati in Germania e in seguito in parte anche in Svizzera e comunque poi nelle regioni annesse alla Germania tra il 36 e il 40. Questi libri praticamente erano dei manuali per istigare, per educare all'odio nei confronti degli ebrei. Infatti hanno dei titoli, ne ricordo 3, il fungo velenoso, cioè l'ebreo è un elemento velenoso nella nostra società, quindi come il fungo noi non ci nutriamo dei funghi velenosi, quindi dobbiamo estirparli. Addirittura un libro, La volpe, cos'è? Adesso non ricordo il titolo, forse Adriana mi aiuta. Non ti fidare della volpe, ecco, quindi l'ebreo come volpe, quindi come persona astuta ma chiaramente pronta a turlupinare il prossimo, ad ingannarlo, e un altro il cui titolo è assolutamente impronunciabile perché addirittura sono 4 razze di cani messe, cioè attaccate una all'altra, per cui viene questo scioglilingua che sono 4 razze di cani, cioè una disumanizzazione dell'ebreo, cioè l'Untermenschen purtroppo della propaganda nazista. Per cui questi libri sono agghiaccianti da vedere perché, vabbè, oggi li vediamo pieni di stereotipi naturalmente, perché poi sono libri illustrati e quindi c'è anche un impatto, come diceva lei prima, l'impatto visivo, quindi la rappresentazione visiva anche di quello che c'è scritto. Quindi sono veramente perturbanti e sono stati rieditati da CR appunto con la prefazione dell'avvocato Lohner. E quindi questo continuo per anni, questo io chiamo apostolato nelle scuole, e a proposito di questo c'è un aneddoto che abbiamo riportato nel libro perché dà l'idea anche dell'umanità e di andare verso le persone di Lohner anche con una certa umiltà. Lui esce da una scuola qui di Bolzano, una scuola tedesca, e si avvia verso la piazza Gries per tornare a casa e si sente chiamare da un ragazzino, il quale lo raggiunge e chiede, ma il suo nome faceva parte della classe in cui lui che aveva incontrato, e dice, il suo nome, qual è il suo nome? E allora lui risponde, Lohner. No, dice, il suo nome, Arnaldo. E lui dice, in quel momento ho capito che avevo costruito un ponte, cioè era passato perché era il nome, era il ragazzo, lo vedeva come una persona, come un coetaneo, come una persona a cui chiedere il nome, semplicemente, non l'avvocato Lohner, non Herr Lohner, ma Arnaldo. Direi... Quindi a questo punto il microfono passa all'altro coautore del libro su Arnaldo, Giuseppe Mendicino. Prego. Grazie. Sì,
Buonasera, mi ha incuriosito subito la personalità di Arnaldo Lohner, quando il piccolo editore Pellegrinon, l'editore di quel piccolo libro che abbiamo scritto su di lui, per delle affinità soprattutto etiche e culturali che ho sentito subito forti. Io vengo dagli studi di giurisprudenza come lui, ma le cose che mi hanno appassionato di più, soprattutto il senso, la passione per Primo Levi e per la Shoah. A questa biblioteca lui ha donato proprio gran parte dei suoi libri sulla Shoah. E abbiamo parlato di Primo Levi insieme. Mi ricordo che lui, quando andava nelle scuole, spingeva a leggere saggi sull'Olocausto, ma anche i libri di Primo Levi. Se questo è un uomo, naturalmente. E allora io gli dissi, sì, però io vorrei che leggessero anche questo, la ricerca delle radici. Cioè Primo Levi aveva inserito qui, aveva anche lui una bellissima biblioteca, i suoi riferimenti culturali, umani, civili, intellettuali, il suo pantheon di riferimento, a partire da Omero fino attraverso Melville, Thomas Mann, Eliot, fino ad arrivare ai coetanei come Mario Rigoni Stern. E autori che io amo tantissimo come Joseph Conrad. Infatti quando sono venuto per la prima volta a trovare Arnaldo gli ho portato i libri che avevo scritto su Mario Rigoni Stern e dopo più tardi su Joseph Conrad, e abbiamo parlato anche di come si trattano i libri. Per esempio eravamo d'accordo sul fatto che non si prestano, i libri si regalano. Prima parli, perché tanto a parte che se li presti non ti ritornano mai, è difficile, ma soprattutto quando mi ha accennato all'idea di donare, della donazione dei libri sulla Shoah, allora un po' devo dire che mi ha influenzato a un passo che io ho fatto successivamente di donare, anche per liberare, perché anche io purtroppo ho il vizio della bibliofilia un po' come lui, di donare tutto il mio fondo Mario Rigoni Stern alla biblioteca civica bertoliana, cioè una biblioteca pubblica, come pubblica la biblioteca a cui lui ha dedicato il suo fondo sulla Shoah. E 2 erano le frasi di riferimento per i bibliofili, soprattutto per lui. Uno di Umberto Eco: i bibliofili sono tutti pazzi, ma meglio un pazzo che legge che uno che non legge, soprattutto se in posizioni alte di potere, perché se sei in posizioni alte, non hai senso dell'equilibrio, freni inibitori, prima o poi ti viene voglia di invadere qualcuno, magari la Polonia o magari più là la Groenlandia, l'Antartide, non lo so, non ci sono limiti a quello che può combinare chi non ha cultura. Non basta naturalmente la cultura, perché la Germania era il paese più scolarizzato nel Novecento, quindi non è l'unica cosa, ma è importante. La cultura aiuta, ed è un tedesco comunque, Hein, che aveva detto l'altra frase importante, citata spesso da Lohner, che era: chi brucia i libri prima o poi arriverà a bruciare gli esseri umani. Ecco, sono aforismi, però questa è la bellezza degli aforismi, che colpiscono sia quando sono simpatici come quello di Umberto Eco, sia quando hanno un po' i brividi come quello di Hein. Annalina ha parlato del suo testo ieri ho parlato con i libri della biblioteca, e questo qui sono saggi brevi, sembra di parlare con lui, ecco. Come l'altro su come affrontare la morte. Ecco, già il sottotitolo dà il senso anche dell'ironia che guidava un uomo come lui. Una malattia curabile, la definiva la morte. E poi quello sulla pandemia, importantissimo, perché parla della creduloneria, della follia che ha sempre accompagnali le grandi crisi pandemiche. Basta pensare ad Alessandro Manzoni, la storia della donna infame. Gli ignoranti pazzi negazionisti ci sono sempre stati, non è una scoperta degli ultimi tempi, e li abbiamo in tutti i campi, li abbiamo addirittura sull'Olocausto. Negli anni '80 Primo Levi soffrì moltissimo per le tesi di questi storici, è già una parola troppo importante per definirli, che negavano l'Olocausto. Oggi abbiamo i negazionisti dei cambiamenti climatici. Quindi ecco, la cultura è un antidoto all'oppressione totalitaria, alla dittatura e soprattutto alla disumanità. Ecco, perché
non si tratta di oggetti, si tratta di ogni libro è un prezioso patrimonio di conoscenza e la conoscenza è il miglior antidoto. Io in queste immagini che ho messo insieme velocemente, non è una carrellata biografica, ne vuole essere, era una piccola carrellata affettiva, perché ho messo le immagini di Arnaldo Lohner e poi del suo grande amico Bartolomeo Costantini, che è quel signore con la barba bianca che affiancava in una foto precedente. Adesso si sono un po' bloccate, ma pazienza. I libri invece di cui avete visto le immagini sono i tre, eccolo lì Bartolomeo, è una persona davvero straordinaria, il pubblico ministero di questo processo, perché va detto, è forse l'unico processo in Italia in cui c'è stata cattura del criminale, processo, condanna in tutti i gradi fino alla Cassazione, estradizione dal Canada, che è un paese serio, e poi carcerazione fino alla morte di questo criminale. E Bartolomeo ancora adesso, nonostante l'età, è bello pimpante. Mi dispiace tantissimo che non sia qui, perché è anche una persona che sono stato con lui in auto, guida anche velocemente, aveva una guida, facevano una bella coppia, perché Bartolomeo era quello pugnace, Adriano Lohner, avvocato di parte civile, era quello che la metteva sul piano anche di una certa simpatia, di un certo garbo. Guardate, è un criminale, lo dovete chiudere a chiave fino alla fine, però senza rabbia, perché è giusto che criminali come lui non escano più. E ne abbiamo visti tanti nella storia del nostro paese, proprio altri criminali nazisti come lui che sono stati lasciati scappare. Ce li ricordiamo tutti cosa è successo in passato. Ecco, quindi io spero che questi ricordi diano forza, e spero anche che la proposta che è stata fatta di una pietra d'inciampo su Amalia Fleischmann venga davvero colta, e vedo che il sindaco annuisce, sono molto contento. Grazie sindaco. Ecco. Io mi sono emozionato, ecco, vedendo questi libri meravigliosi di Massimiliano I d'Asburgo, abbiamo visto alcune immagini, e poi a casa di Lohner c'è il libro più bello del mondo, I Pneunomachia polifili, di Francesco Colonna, proprio davvero una meraviglia, stampato da Aldo Manuzio, e quindi abbiamo lì, come diceva prima Annalina, libri davvero di una portata universale. Credo che in pochi luoghi al mondo si possa leggere, sfogliare le pagine bianchissime, preziose delle Pneumonachia polifili e poi i due libri di Massimiliano I. Ma accanto a questi ci sono appunto tutti quelli legati all'etica civile, alla storia del lager di Bolzano. Io me ne ero occupato quando avevo scritto su un agente segreto americano, il capitano Steve Hall, che era stato paracadutato a Selva di Cadore, Colle Santa Lucia, e poi era stato catturato purtroppo e portato in questo lager che, come è stato detto prima, ha avuto una vita breve. In questa vita breve ha assassinato, torturato tanti troppi innocenti, e uno che è morto a bastonate, scosse elettriche, è proprio il capitano Steve Hall. La guerra stava per finire, mancavano pochi giorni e gli omicidi si sono moltiplicati, una furia criminale assurda che però non era basata sulla follia, era basata sul fanatismo, sull'ignoranza e sulla crudeltà, e queste sono le cose contro le quali dobbiamo combattere sempre fino all'ultimo giorno. Grazie. Se il tema è quello della memoria, una cosa va detta però, che in questa riscoperta, perché parliamoci chiaro, il lager di Bolzano è stato avvolto da Nacht und Nebel per tanto tempo. Dopodiché ci sono due filoni che vanno a convergere. Uno è quello, ne abbiamo parlato, del famoso armadio, il lavoro della Bartolomeo Costantini, la procura, la ricerca. Un altro è quello condotto dall'archivio della città di Bolzano, che con un lavoro sistematico,
duro, difficile, ostacolato da 1000 cose, ha messo assieme quella storia che sembrava cancellata. E se c'è una protagonista di quel lavoro è la signora che sta seduta accanto a me, alla quale non saremo mai abbastanza grati per il lavoro che ha fatto, per quello che ha creato, perché se oggi di questo lager l'abbiamo in qualche maniera recuperato da quella nebbia che e che diciamocela tutta, qualcuno vorrebbe ancora che ci fosse, perché è scomodo, è una realtà che mi infastidisce. Non parliamone, ma sì, lasciamo perdere, sono cose passate, cosa stiamo? Bene, poi parlerà anche il sindaco che allora era capo dell'amministrazione, per cui questa signora lavorava, quindi c'era anche una responsabilità politica, ma poi ci fu la responsabilità di affidare a Arnaldo Lohner la rappresentanza di parte civile della città che entra in quel processo. E entra in quel processo perché si è capito cos'era stato il lager, cosa aveva rappresentato. Carla Giacomozzi. Grazie di queste belle parole, giuste. Giuste. Oh, no. Giuste, sono giuste, è vero. È un lavoro che è cominciato nel 95 e che diciamo che portiamo avanti ancora adesso, anche se insomma un po' meno, perché ci sono anche 1000 altre cose da fare nel frattempo, però per buona parte della mia carriera è stato la luce delle mie giornate, ecco, questo lo posso dire sinceramente. E infatti pensavo prima che quando con la mente e con il cuore si va a rimembrare personalità del calibro dell'avvocato Lohner, si può pensare anche al momento storico in cui questa conoscenza è avvenuta. Nel nostro caso appunto il momento storico è quello della preparazione del processo contro Michael Seifert, che aveva 20 anni, era un ragazzo all'epoca dei fatti, era nato nel 24 e quindi questo rapporto con il procuratore militare Costantini, con il tenente colonnello Delia dei Carabinieri e con l'avvocato Lohner si è appunto avviato nel 98-99, quando la Procura Militare di Verona ha cominciato a cercare della sostanza, a cercare dei documenti, a cercare testimonianze per poter costruire questo processo. E quindi sono venuti in archivio da noi perché avevamo già cominciato da qualche anno, stavamo intervistando testimoni e una volta di più dico che dalla conoscenza diretta delle storie dei testimoni e dalla frequentazione dei testimoni sono nati tanti doni di memoria, come le donazioni documentali all'archivio e come anche, per esempio, un grande frutto è stato questo processo che ha preso i primi passi insomma dalla documentazione che avevamo noi e anche da questo bacino di persone che conoscevamo e con i quali avevamo rapporti non dico quotidiani, ma insomma c'erano anche rapporti di amicizia, perché quando si intervistano persone che avevano già una bella età all'epoca nasce sempre anche un rapporto di amicizia, di stima reciproca, non è una, come dire, senza offesa, non è solo un'intervista giornalistica, ecco, è un rapporto umano. E quindi da questo rapporto umano sono nate queste testimonianze preziosissime. Quando sono entrata sentivo l'avvocato Lohner che diceva appunto della qualità di queste interviste, posso testimoniarlo al 100%. Abbiamo intervistato più di 200 persone, deportati uomini e donne del lager di Bolzano, non ce n'è uno che abbia mai pronunciato una parola di odio, mai. Questo è assolutamente vero, perché tutti avevano... dico avevano perché ormai la natura ha fatto il suo corso, ma tutti avevano solo la volontà di dire che cosa era accaduto, di testimoniare, perché convinti di questo principio che stiamo sostenendo qui e che sosteniamo tutti i giorni e che anche il nostro sindaco ha sottolineato prima, e cioè che la memoria è buona se è attiva, cioè se la porti dentro di te, se ha questo valore, se nella tua vita c'è.
se nella tua vita, nel tuo comportamento, nei tuoi ideali si riflette continuamente. E devo dire che questo tipo di conoscenze con i deportati è stato straordinario e che quindi ha portato questo enorme frutto. Forse, non so se è stato detto, in ogni caso magari ripetiamolo, appunto Michael Seifert era in realtà insieme con un altro giovane a fare queste sevizie e a uccidere le persone dentro il blocco celle soprattutto, solo che quando nel 94 a Roma è stato scoperto l'armadio della vergogna, non c'erano dati sufficienti per capire dove fosse rintracciabile il suo collega che aveva la sua stessa età, aveva 20 anni anche l'altro, anche perché non c'era neanche la certezza su come fosse scritto il nome e il cognome, mentre Michael Seifert era sicuro, c'erano dei dati su di lui, per cui l'Interpol si è messa in moto e l'ha trovato residente a Vancouver. Il processo è la sentenza è del 2000, del novembre del 2000. Io so che poi in Italia sono venuti dei giudici canadesi che sono venuti anche loro da noi a rifare per 2 volte il processo contro Michael Seifert, perché all'epoca era cittadino canadese, e l'hanno fatto credo a Verona, a porte chiuse, una cosa stranissima, riprendendo tutti i testimoni che erano stati già auditi in sede di procura militare. Nel 2008, a seguito di questi 2 ulteriori processi canadesi, Michael Seifert è stato estradato in Italia, e una cosa che all'epoca io speravo di poterci parlare, ma mi ero rivolta alla RAI di Bolzano, ad una collega che lavorava in RAI, e le avevo chiesto, Sandra Bortolini. Sì, le avevo chiesto che cosa ne pensasse, perché insomma mi sembrava un'occasione ghiotta. In realtà una cosa anche tremenda, brutta, disumana. Michael Seifert su questa cosa non ha mai pronunciato una sola parola, o almeno a livello ufficiale, sicuramente nel suo ambito familiare e amicale sì, avrà reagito, però di fatto non c'è una sola reazione ufficiale da parte sua, né al momento dell'arresto, né al momento insomma, di quando è stato estradato qui, e neanche in quel paio d'anni che ha vissuto nel carcere militare di Santa Maria Capua Vetere, in provincia di Caserta, e mi era stato anche sconsigliato di sentire il suo avvocato. Io avrei voluto sentire una parola da lui, mi sarebbe piaciuto capire se dopo tutto questo tempo potesse avere maturato un pensiero, magari una diversa opinione su alcuni fatti che gli sono stati ascritti, ma questo non è stato possibile. Io ho seguito i consigli, no? Sta di fatto che poi nel 2010 Seifert è morto, e è morta una persona che non ha mai pronunciato una parola. Questa è una cosa che mi colpisce tantissimo, anche forse perché fa a pugni con tutta invece la volontà che hanno di testimoniare i deportati e di dire che cosa è stato, descrivere semplicemente in modo cronologico e fattuale la loro esperienza, mentre quest'uomo, che potrebbe avere raccontato tantissimo, come del resto anche il comandante del lager di Bolzano, è la stessa identica cosa, Tito. So che il procuratore militare Costantini diceva che avevano fatto una rogatoria internazionale, erano andati in Assia per parlare con lui. Tito è morto credo all'età di 94 anni, una cosa di questo tipo, e è stato lucidissimo fino alla fine, Carl Friedrich Tito. Di fatto era stato, non si erano trovati degli appigli per procedere contro di lui, per cui la cosa si era chiusa lì. È una storia insomma in cui una parte parla e un'altra parte no, e non so quanto sia possibile leggere nei silenzi, però è un po' un fatto che mi ha sempre un po' fatto riflettere. Ecco, poi la riflessione finisce qui perché non posso interpretare silenzi, però è una cosa così disarmonica, non che mi aspettassi, non so, una mea culpa, però magari una riflessione poteva pure esserci, niente. E quindi poi comunque con l'avvocato Loner ci siamo rivisti anche dopo, perché una decina di anni fa ci aveva prestato i suoi disegni del campo di Buchenwald per una mostra che avevamo fatto sempre in Galleria Civica, e quindi insomma ci siamo frequentati così a livello intellettuale, frequentati no, è una parolona, ma insomma ci siamo rivisti, ecco, in occasioni sempre legate al tema della memoria, e quindi anche questa sera anche a lui va la mia riconoscenza speciale per tutto quello che ha fatto, che ha detto e che ha pensato con il cuore. Grazie. Bartolomeo Costantini dice che non bisogna parlare di se stessi, io
un attimo solo vado contro questa cosa ricordando che ho dedicato a Arnaldo Lohner, assieme all'operatore, un ritratto filmato che la RAI ha rimandato in occasione della sua scomparsa, nel quale Arnaldo ha detto molte delle cose che sono state fatte. E anche un'altra cosa di cui vado abbastanza orgoglioso, citata, come RAI di Bolzano, cui ero all'epoca, abbiamo seguito il processo, al di là anche della semplice cronaca, per esempio Sandra, che è stata quella che, Sandra Bortolin, che ha seguito in prima persona, è andata e ha sentito Tito e ha portato indietro. Avremmo voluto sentire anche Seifert, se l'avremmo voluto sentire, ma anche lì, anche noi siamo andati a sbattere contro un muro che non ci ha permesso di acquisire questa testimonianza, e tutto questo materiale c'è, esiste ed è disponibile se un domani vorrà essere riproposto. Adesso, scusate questo brevissimo intermezzo quasi personale, Guido Margheri. Grazie. No, non personale. È importante che stasera, oltre alle testimonianze, oltre al ringraziamento che si deve ad una persona come Arnaldo Lohner, visto che la gran parte delle persone presenti lo considera qualche cosa di più di un personaggio, lo considera un amico, ovviamente ci sono i familiari, ma lo considera un amico, lo considera un compagno di strada prezioso per ciò che ha saputo darci, e però, come giustamente ha detto il sindaco, ha un senso dedicargli queste iniziative, le tante che ci sono, per fortuna, dedicate al giorno della memoria, pensando che ci lascia non soltanto un prezioso patrimonio, che è già stato descritto e che quindi non ripeto in tanti campi, ci lascia dei compiti, ci lascia degli impegni a cui noi dobbiamo essere, in un qualche modo dobbiamo dimostrare di aver capito. Perché se noi lo monumentalizzassimo, scusate questa espressione che vuole essere tra virgolette, forse gli faremmo un torto. Ovviamente va ricordato e bisogna fare tutte le varie iniziative, ma poi bisogna fare i conti con quello che era la lezione che deriva dalla decisione di organizzare questa serata, il valore della memoria. Intanto mi viene in mente una cosa, per una di quelle congiunzioni astrali che capitano per caso ma poi sono significative. Oggi è il 20 gennaio. Il 20 gennaio è la data della conferenza di Wannsee, in cui l'apparato burocratico nazista, diretto da Richard Heydrich e da altri gerarchi nazisti, pianifica la soluzione finale. Ad Arnaldo questa coincidenza sarebbe piaciuta, perché vedete, una delle cose fondamentali che si capiscono anche da quei 10 minuti e si capiranno anche dalla rappresentazione di Controtempo Teatro sono due. La prima è che questa memoria deve in un qualche modo continuare a sconfiggere la tentazione dell'oblio. Vedete, Arnaldo piaceva citare, lo faccio spesso anch'io con i ragazzi che vengono al Muro del Lager, Primo Levi. Quando immaginava il dialogo tra un ufficiale nazista e un deportato,
e l'ufficiale nazista diceva al deportato: vi uccideremo tutti, ma se anche qualcuno di voi dovesse sopravvivere, nessuno vi crederà. E Arnaldo era orgoglioso di dire, girando le scuole e tutto il resto, che questa battaglia della memoria l'avevano vinta i deportati, l'avevano vinta coloro che erano scomparsi nei lager, con tanti episodi di resistenza umana, ma soprattutto con tanti episodi che hanno fatto in modo che quelle parole giuridiche ma tanto importanti, per cui i crimini contro l'umanità non cadono mai in prescrizione, devono orientare anche la società dell'oggi e quella del domani. La seconda cosa di Arnaldo Loner, la sua lezione sulla memoria, che deriva anche dall'atteggiamento, lo ricordava prima la dottoressa Giacomozzi rispetto al processo. Non erano dei mostri. Sì, ci sarà stato anche qualche professionista come Seifert e il suo collega, ma gli altri erano tutti inseriti all'interno di un apparato nel quale erano persone normalissime. E questo valeva in tutte le società che hanno praticato la Shoah, le deportazioni, le persecuzioni, e vale purtroppo ancora oggi. E quindi il valore della memoria che Arnaldo trasmetteva alle studentesse e agli studenti, di cui appunto si ricordava nome per nome, viso per viso, era quello che la memoria viva deve servire a costruire azione positiva oggi, domani, perché quel mai più che ci piace tanto pronunciare o ascoltare da chi lo pronuncia non ha senso se non si costruisce in ogni società gli anticorpi necessari. E di fronte al mondo che viviamo oggi, di fronte alle decine e decine di conflitti insoluti e a quelli che purtroppo stanno nascendo, è abbastanza evidente che questa lezione deve vivere in azioni concrete e deve camminare sulle gambe delle giovani generazioni. Io sono contento che abbiamo per acclamazione approvato la proposta della pietra d'inciampo proposta dall'avvocata Basile e che il sindaco, avendo partecipato all'applauso ovviamente, è praticamente... Ma noi ci siamo dimenticati di tante e tanti ancora protagonisti. E alcuni di questi protagonisti sono stati protagonisti delle azioni positive. Sono morti o hanno rischiato la vita per combattere quello che Arnaldo Loner si è sforzato di combattere tutta la sua vita. Ha combattuto contro i rigurgiti di nazismo, di fascismo, di nazionalismi, nel nome di valori fondamentali, illuminati oserei dire, che hanno fatto capolino nei vari interventi. Ma quei valori lì li faceva vivere anche come una battaglia severa contro ogni negazionismo, contro ogni tentativo di sottovalutare e soprattutto di dimenticare, sapendo che la storia non è finita. Questa storia purtroppo non era finita nel 1945, ma era continuata, continua tuttora, da tanti piccoli segni, da tanti gruppi, da troppe forze che ripropongono in parte discriminazione, razzismi, nuovi Untermenschen da perseguitare. Ecco, la lezione di Arnaldo Loner, il valore della memoria, è che quella memoria ci aiuta a essere liberi, come dice Liliana Segre,
ma ci aiuta a essere liberi nella misura in cui noi questa speranza e libertà la costruiamo tutti i giorni. C'è una cosa concreta che viene. Oggi abbiamo visto più o meno, sentito la voce di Arnaldo Lohner, è stato recuperato questo file del processo. I file del processo ci sono tutti. Finalmente sono stati recuperati, sappiamo dove sono a Sesto San Giovanni, la strada del perché sono arrivati lì poi me l'hanno spiegata, è complicata, non vi faccio perdere tempo. Bene, quei file possono essere riversati, ricostruiti e tutti i processi di cui ci ha parlato la dottoressa Giacomozzi possono essere messi a disposizione ovviamente dei ricercatori, ma soprattutto delle giovani generazioni e dei formatori, degli insegnanti. E io penso che questo possa essere un impegno concreto con cui concludiamo questa serata nel nome di qualcheduno che ci ha indicato una strada. Noi adesso tocca a noi percorrerla. Giuseppe Mendicino voleva aggiungere qualcosa? Velocissimo, proprio una cosa velocissima, quasi un aforisma per dare l'idea di come la cultura e il rigore di Arnaldo Lohner si accompagnassero a una grandissima umanità. Un giorno Arnaldo e Adriana mi hanno mandato una foto del diario, degli appunti dove segnava tutti i libri che leggeva, ma anche delle riflessioni veloci. Allora, sapendo che io amo tantissimo Joseph Conrad, mi ha mandato, ecco, oggi ho finito di leggere Cuore di tenebra di Joseph Conrad, e lo aggiungeva agli altri libri. E poi infilata lì, Valentina, quando ti sento tornare a casa mi si scalda il cuore. Guarda, mi sono davvero bellissimo, te lo volevo dire, Valentina. Bene, ci stiamo avviando verso la fine. Prima di apprezzare questo gesto teatrale che concluderà la serata, ovviamente, la parola finale non per caso a Giovanni Salghetti Drioli, perché a me piace soprattutto una cosa, piace che a dare questo incarico, a volere, perché questo incarico di parte civile sia stato un sindaco la cui storia familiare e umana arriva da un'altra terra tormentata, da un altro posto dove c'erano i lager, c'erano le camere, i forni crematori, dove si sono compiuti, e quindi che portava dietro una coscienza, un'umanità che lo hanno sicuramente istruito nel momento in cui ha preso certe decisioni, in cui è riuscito a far passare, diciamocela tutta, certe decisioni. Giovanni Salghetti Drioli. Grazie. Buonasera, io francamente non so cosa aggiungere, insomma, dopo che avete sentito in diretta Arnaldo avete già capito cos'era il personaggio, l'umanità che esprimeva, tutto il suo bagaglio culturale, artistico, una persona importantissima per la nostra città è stata. Comunque, uno dei miei primi impegni quando sono diventato sindaco è stato ad andare a Mauthausen perché ricorrevano i 50 anni dalla fine della guerra e i 50 anni della Shoah. E mi ricordo, un conto è leggere i libri, conoscere quella storia, vari libri, sia testimonianze che altro, e un conto andare lì, cioè vedere quei luoghi, entrare dove facevano la doccia, dove non scendeva acqua ma scendeva gas, probabilmente chissà se lo sapevano, vedere ammonticchiati crani, mi ricordo delle piramidi di denti addirittura, roba allucinante. C'era di tutto lì. Ricordo poi il forno crematorio di Gusen con una targa di Bolzanini, 7, che erano stati bruciati lì. Quindi nomi tipo, non so, Masetti o Don Daniele Longhi. Adesso abbiamo dedicato qualche vita, ma lì hanno lasciato la vita per noi anche.
Ecco, e da lì è incominciato il mio impegno, perché la Carla Giacomozzi è una cara persona, ma non molla. È coriacea, è tenace, anche se all'inizio gli dice di no, ritorna. Quindi gli argomenti bisogna affrontarli. E così un bel giorno mi dice che a Verona, al Tribunale Militare, stanno per aprire il processo a sto Misha Seifert. E allora dico, insomma, qui sarebbe proprio il caso di costituirci parte civile come città. Comincio a confrontarmi con lei, storia, e poi comincio ad andare anche con i colleghi di giunta. Poi c'è stato anche il consiglio. E mi sono accorto che non era una cosa semplice. Cioè, io non ero tanto aduso alla politica, ero abbastanza, non so io, un battitore libero quasi. E rivangavano tutto, dicevano, ma sindaco, ma cosa le salta in mente? Dice, sono passati 50 anni e più, dice, basta. Dice, qui dividiamo gli animi e storia, no? Altra cosa molto semplice è il muro. Questo muro del lager, dovete pensare che il lager è al di là del muro dove c'erano le case. E sempre quei signori, qua il muro sta andando in pezzi, bisogna rimetterlo a posto, sta cadendo e storia. Parla con gli amministratori del condominio, perché il muro è comune, è una proprietà comune. Volevano buttarlo giù, perché erano stufi di questa cosa, erano stufi che si parlasse ancora di sto lager e storia, non ne volevano più sapere. Vabbè, comunque siamo andati avanti. Alla fine la delibera per costituirci parte civile è passata. C'era chi aveva qualche mal di pancia, ma ha pensato bene di non venire quel giorno, insomma, perché di uscire, insomma, per dirvi che c'era un clima un po' strano, insomma, su queste cose qui. Invece, quando poi mi sono rivolto all'amico, ad Arnaldo Lohner, e ho fatto anche il nome di Arnaldo, lì c'è stato un apprezzamento unanime. Quindi Arnaldo mi ha aiutato anche in quello, in sostanza. Perché? Perché Arnaldo non era, lo conoscevo come un ottimo giurista, era stato presidente del Consiglio dell'Ordine, quindi la sua preparazione giuridica c'era, ma c'era soprattutto la sua grande umanità, la sua sensibilità, il suo impegno civico. Questo era importante, era dimostrato con tutte le cose che ha fatto per la nostra città, e quindi era la persona più adatta, io direi. Sono andato, ho partecipato alle sedute in cui sono stati escursi i testimoni e effettivamente non c'era odio da parte di nessuno. Prevalentemente guardavano il vuoto, non guardavano né il Presidente, guardavano il vuoto e raccontavano quello che avevano assistito. Donne alle quali è stato squartato il ventre, donne incinta, giovani dove gli ficcavano dentro gli occhi, bastonate dove schizzava la materia cerebrale. Questo è quello che Misha Seifert ha fatto e che gli hanno consentito di fare. Quindi era per queste persone che sono morte, per chi è rimasto lì e è sopravvissuto, ma quelle persone che sono sopravvissute e che anche poi hanno testimoniato sono sopravvissute molto male, perché credo che con quelle esperienze si rimane, insomma, scossi per sempre, ecco. E quindi devo anche dire che se lo meritavano gli abitanti di Don Bosco. È stato ricordato che quando passavano i prigionieri per andare alla Galleria del Virgolo, allungavano dei pani, qualcosa, poi pigliavano anche dei calci da parte di chi li incolonnava, in sostanza. Raccoglievano qualche biglietto che veniva buttato per terra, lo spedivano ai parenti, insomma. Quel quartiere è stato molto umano e quindi anche quello meritava proprio, perché
non si poteva lasciare sotto silenzio, quindi abbiamo deciso, è stato un processo dove veramente Arnaldo ha messo il meglio di sé, insomma, perché ha unito anche quella passione civile che aveva alla sua grande preparazione giuridica, e poi ho anche capito, quando sto Seifert è stato preso, che non era stato nulla di fatto invano. Guardate che Arnaldo non aveva accettato subito l'incarico. Ha detto: senti, dico, prima lasciami guardare le carte, perché aveva paura che fosse, non so, così, un po' campato in aria. Ecco, dopo qualche settimana mi ha detto: no, ben volentieri lo faccio. E quindi l'ha fatto e io gliene sono grato. Di Arnaldo non posso dire altro, insomma, abbiamo avuto assieme un'avventura politica, uno al Senato, l'altro alla Camera. Il mio avversario era l'onorevole Mitolo, quindi era un pezzo da 90 che era inutile combattere. Poi tra l'altro mi aveva messo sta lista civica, che io dico: se fate una lista civica va bene, ma se no... E continuavano a cambiare nome di questa lista civica, finché poi, quando hanno presentato sta lista, era ADA, Aggregazione Democratica Altoatesina, da dove l'hanno tirato fuori. E quando andavo a fare qualche comizio, qualche incontro in giro, quando parlavo di ADA, dicevano: ma cosa è, la Villa ADA o qualcosa di diverso? Beh, me ne sentivo di tutti i colori. E mi ricordo che quando ci hanno poi trombato, era la logica conclusione, Arnaldo era indispettito, dice: questo è il tramonto della ragionevolezza, te lo dico io. Ecco, bene, saluto molto cordialmente Adriana e Valentina, sono contento che siano qui, dico a tutte e due che hanno avuto un grandissimo marito e padre. Bene, noi adesso siamo arrivati quasi a chiudere il cerchio. L'abbiamo aperto ascoltando la voce e le parole di Arnaldo, lo concludiamo riascoltandole però mediate attraverso l'arte drammatica. Controtempo Teatro. No, dai, vai, tranquilla. Benvenga. Occasione c'era l'avvocato Loner a vederci e il dottor Costantini che ci sente da qualche parte e quindi per noi è sempre un rapporto molto intenso per noi della cooperativa, perché sono anni che lavoriamo sul processo Seifert, sull'armadio della vergogna, e adesso usciremo con un nuovo lavoro, quindi grazie a chi ce l'ha permesso e grazie alla dottoressa Giacomozzi sempre per tutto il lavoro che ha fatto e che ci ha consegnato anche. Va bene, va. Tribunale Militare di Verona, udienza del 23 novembre 2000, processo numero 277-99 contro Michael Seifert. Non è presente l'imputato Seifert Michael. Per il comune di Bolzano, l'avvocato Arnaldo Loner. Signor Presidente, signori giudici, do lettura delle conclusioni per la parte civile del Comune di Bolzano. Voglia il Tribunale dichiarare l'imputato Michael Seifert responsabile dei reati ascrittigli e condannarlo alla pena che riterrà di giustizia. Voglia condannarlo inoltre al risarcimento dei danni subiti dalla parte civile Comune di Bolzano, che si quantificano nel complessivo ammontare di lire 500 milioni, o in quella diversa, maggiore o minore somma che sarà ritenuta di giustizia. Voglia condannarlo inoltre alla diffusione delle spese di costituzione di parte civile come da allegata nota.
Il Tribunale comprende benissimo che questa richiesta risarcitoria ovviamente non è la ragione della nostra presenza in questo processo. Noi siamo qui, la città di Bolzano è qui, come collettività offesa e ferita da questi gravissimi fatti che costituiscono oggetto dell'imputazione e avanza, come doveroso per legge, questa richiesta risarcitoria, calcolata in relazione a quelli che possono essere i costi di potenziamento del centro di documentazione sul lager di Bolzano, che già esiste presso il comune di Bolzano, sul costo di manutenzione e mantenimento del muro del lager, che pochi giorni fa la Giunta provinciale di Bolzano con un decreto ha posto sotto tutela, ed infine per la creazione di un percorso della memoria. Questa dovrebbe essere la naturale destinazione di questa somma, ma ripeto, la nostra presenza non è dettata dalla richiesta risarcitoria. Prima di discutere brevemente la materia del processo, io credo di dovere e devo al pubblico ministero un ringraziamento da parte della mia città che mi onoro di rappresentare in questo processo. Un ringraziamento che è dovuto alla tenacia, all'impegno e alla professionalità con cui ha condotto questa indagine e con cui ha raccolto gli elementi, come vedremo gravissimi e veramente decisivi, sulla responsabilità dell'imputato. Abbiamo sentito che è arrivato alla Procura Militare di Verona un fascicolo di 40 pagine. Sono arrivate poche scheletriche annotazioni. Oggi abbiamo un fascicolo di 3.000 pagine. È ovviamente una questione non solo di peso, ma anche una questione di contenuto, di sostanza, di un lavoro fatto veramente con un impegno estremo. E credo che senza questo lavoro noi non avremmo mai raggiunto quegli elementi che oggi ci portano serenamente, come parte civile, in un anelito di giustizia e non certo vendicativo, a confermare la richiesta di condanna del pubblico ministero e a chiedervi di affermare la responsabilità di quest'uomo. Io devo dire che ho sentito parlare per questo processo, e credo si sia anche scritto, di archeologia giudiziaria. Forse sarebbe opportuno stendere una specie di velo, una specie di coltre di silenzio. Sono cose del passato, sono cose lontane. Oggi un processo, una condanna, una pena potrebbero sembrare, se non inutili, tardive. Ho sentito dire questo e naturalmente non posso che ribellarmi con tutte le mie forze. Il pubblico ministero ha parlato di negazionismo ed è vero che c'è questa tendenza ad attenuare le responsabilità del più grande massacro della storia dell'umanità. La risposta non può che essere una a chi dice che questo processo forse sarebbe meglio non farlo, cioè che questo processo non solo è utile, non solo è opportuno, questo è un processo necessario. Perché la materia di questo processo è costituita da crimini contro l'umanità, crimini che aggrediscono i valori fondamentali dell'uomo, l'integrità della vita fisica, la dignità della persona umana, perché non dimentichiamo, e lo abbiamo sentito anche oggi nelle parole di uno splendido prete, Don Domenico, quando ci ha detto eravamo diventati dei numeri, anche un cane ha un nome, ma noi non avevamo più un nome, eravamo dei numeri. Non dimentichiamo che questi massacri sono stati non solo l'annientamento fisico della persona, ma anche l'annientamento morale, l'annichilimento totale della persona, e del resto, voi lo sapete meglio di me, tutte le legislazioni, non solo il diritto naturale, perché anche nelle popolazioni più primitive la legge del non uccidere è una legge che impera entro determinati confini, il diritto naturale, la religione, le convenzioni internazionali, la Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo e in questi giorni proprio la Carta dei diritti fondamentali del cittadino dell'Unione Europea, tutti dicono che la vita non si può aggredire, che la dignità umana non si può aggredire. Sono cose scontate, ma questo va detto. Questo processo va fatto prima di tutto per una fondamentale esigenza di giustizia. Non possono restare fatti di questo tipo impuniti. Purtroppo molti sono rimasti impuniti. La storia di quel famoso armadio scandaloso, i 695 fascicoli, a parte gli altri, lì l'impunità è acquisita per moltissimi dei criminali nazisti, ma Michael Seifert oggi è arrivato in aula e Michael Seifert oggi è giusto che abbia la punizione che merita.
Voglio dire ancora che non è solo un'esigenza elementare di giustizia. Questo processo lo dobbiamo anche alla memoria delle vittime, lo dobbiamo ai sopravvissuti, all'anima offesa dei congiunti delle vittime. Io ho visto le fotografie del signor Michael Seifert sul giornale in questi giorni. Vedo un ormai anziano signore che passeggia tranquillamente, non so se si possa dire tranquillamente, mi auguro che non sia tranquillamente, ma passeggia normalmente per le vie di Vancouver, ha condotto un'esistenza normale, ha attraversato tutte le stagioni della vita, ha avuto una famiglia e ha avuto un lavoro, è vissuto normalmente. Io mi chiedo, ma quella ragazzina, lo dico con pacatezza, quella ragazzina ebrea, quella madre incinta e il figlio che quella madre attendeva e il signor Bortolo Pezzutti avevano o non avevano diritto di condurre la loro vita, di avere una famiglia, di avere un lavoro, di vivere e di esistere? Quest'uomo passeggia normalmente per le strade di una città. Io credo che questa, se condividiamo quello che dobbiamo condividere, cioè l'assunto che quest'uomo è responsabile di questi fatti, che questa sia una cosa assolutamente pazzesca. Vorrei aggiungere un'ultima considerazione. È chiaro che il giudice giudica non per far parte della storia, però inevitabilmente fa parte della storia. Questo vostro processo farà parte della storia del nostro tempo, come il processo Cologna, come il processo Lanz, come gli altri processi che la sessione straordinaria della Corte d'Assise di Bolzano ha celebrato e giudicato. Certamente il giudice giudica i fatti ed entra in questo modo nella storia. Sarebbe un inutile mascheramento se noi oggi fingessimo che questo sia un processo qualsiasi, contro un criminale qualsiasi. Indubbiamente lo sfondo storico di questo processo esiste. Indubbiamente Michael Seifert non è un prodotto del caso. Indubbiamente Michael Seifert, con la sua brutalità, la sua violenza, la sua malvagità, non è una scheggia impazzita del sistema, è funzionale al sistema. Certamente al sistema di sterminio del regime nazista. Addirittura, molte volte, uccidendo quelle persone inermi come le ha uccise, non ha fatto che anticipare, forse, quella che era la loro destinazione finale, comunque. È una scheggia impazzita del sistema? No. È un uomo che realizza gli obiettivi del sistema, naturalmente, sia pure con dei massacri voluti e decisi individualmente, ma che il sistema consentiva, tollerava e facilitava. Non ordinava, in questo caso. La cosa singolare di questo processo sta proprio in questo, che ci sono stati processi più gravi sotto il profilo delle conseguenze, perché per Priebke non erano 18 i morti, a parte il fatto che tutti noi sappiamo e siamo convinti che l'imputato Seifert non ha ucciso solo 18 persone, diciamo che 18 sono quelle che sono state rintracciate, individuate, quindi processi che forse dal punto di vista del numero hanno avuto uno scalpore, una risonanza maggiore. Certo, le fosse ardeatine sono naturalmente un episodio tragico, chiave della nostra situazione sotto l'occupazione tedesca, però qui non c'è nessuna parvenza di un qualsiasi dovere intimato dall'auto e nessun pericolo di una conseguenza negativa se quel dovere non viene adempiuto. Qui c'è il soggetto che il sistema accetta, che il sistema vuole, che il sistema addirittura apprezza, se vogliamo, perché lo lasciano uccidere, lo lasciano massacrare e dico facilitano il lavoro del boia di Mauthausen, del forno crematorio di Treblinka, di qualcuno degli innumerevoli centri di sterminio del regime nazista, ma certamente non possiamo fare finta di dire che questo è un processo ad una persona qualsiasi e che dietro di lui non c'è lo sfondo della storia, le inaudite sofferenze della storia e le sofferenze della gente del lager di Bolzano, che sono sofferenze nel quadro generale di questa incredibile. Aggiungo ancora poi che questo processo, oltre ad essere opportuno, necessario ed utile, ha dato anche a me personalmente un contributo di conoscenza, un approfondimento. In effetti quello che è chiaro, che esce da questo processo e che molte volte magari è stato sottovalutato, è che il campo di Bolzano, così nell'opinione generale di chi non aveva approfondito il tema e non aveva voluto specificamente saperne di più, ma in effetti il campo di Bolzano è stato un campo di sterminio, non è stato solo un campo di transito, non era solo un luogo di smistamento.
e per questo la città di Bolzano è maggiormente grata al dottor Costantini e maggiormente sente che la sua presenza qui è una presenza necessaria, dovuta, assolutamente dovuta. Questo è stato un campo in cui si uccideva, si massacrava e si soffriva. C'è una ricerca molto importante, una storica della Columbia University, una storica americana, Susan Zuccotti, che parla del lager di Bolzano e ne parla nei termini che veramente questo processo ci dice, nei termini reali, nella sua realtà storica di luogo di tortura e di sofferenza. A pagina 198 scrive certe condizioni di vita nel campo di Gries. Le razioni erano scarse e pessime, il lavoro più arduo e pericoloso e le guardie tedesche ed ucraine feroci e imprevedibili. Addirittura la storica americana della Columbia University ci dice della ferocia di queste guardie ucraine. E poi viene ripresa in nota questa ferocia delle guardie da altri autori che si sono occupati di questa vicenda e che ricordano l'imprevedibile crudeltà delle guardie di Gries. I casi di tortura e di assassinio furono molto più numerosi che a Fossoli. A noi Fossoli rimane profondamente impresso perché sappiamo che pochi giorni prima del trasferimento verso Bolzano degli internati di Fossoli, perché gli alleati stavano avanzando, ne sono stati uccisi 68. Sono stati prelevati 70 internati per rappresaglia e sono stati fucilati. Era tra questi un avvocato piemontese che è riuscito a fuggire dopo aver colpito con un pugno il comandante del plotone di esecuzione ed è venuto poi a testimoniare a Bolzano. Però a parte quei 70 fucilati, qui mi si dice, e me lo dice questa storica americana, a Bolzano si massacrava più che a Fossoli. Quindi questo contributo di storia, di conoscenza, di giustizia che ci dà questo processo è fondamentale. E allora non mi si venga a dire che non lo dovevamo fare. Qualcuno lo dice e probabilmente lo ripeterà ancora. Io vorrei fare delle osservazioni che credo possano dare un contributo di utilità sul materiale probatorio. Il primo tema probatorio al quale il Presidente giustamente ha accennato nel corso dell'udienza è quello della identificazione. C'è una duplice identificazione, se vogliamo. Identificazione fisica tra quello che stava nel lager di Bolzano e ha compiuto quelle azioni nefande e la persona raffigurata, rintracciata nelle figure e nelle fotografie. Ecco, qui c'è un punto fondamentale, già indicato nella memoria del pubblico ministero, un punto fondamentale, a parte tutti i riconoscimenti che sono stati fatti dai vari internati, sia in sede di incidente probatorio, sia anche in questa sede, qui c'è un elemento fondamentale, il foglio 230. Il test Car Tito. È acquisito dal tribunale. Sono i documenti mandati dalla procura, il comandante del lager di Bolzano che viene interrogato, il comandante del lager di Bolzano che beneficerà, magari giustamente, di un provvedimento di archiviazione, non essendosi individuate delle responsabilità concrete, al di là di quel non poteva non sapere di cui parlava il dottor Costantini, il tenente Tito interrogato sui diritti e doveri del testimone, eccetera, ad un certo punto riconosce la foto numero 6, quella di Michael Seifert. E poi gli si chiede come mai ha riconosciuto la persona con il numero 6, solo questa foto dice, mostra una persona con l'uniforme giusta, le altre persone indossano divise che questi volontari non portavano. È in grado di ricordarsi di questo Miscia? Certo, risponde. Mi ricordo di 2 persone, si trattava di amici. Beh, uno potrebbe dire che ognuno si sceglie gli amici che desidera, vabbè. Si trattava di amici, erano Michael Seifert e un polacco di nome Sain. Lui lo chiama polacco, ma l'altro è un altro ucraino. Quindi il tenente Tito fisicamente ci dice sì, quello è Michael Seifert. Quello è quello che nel campo di Bolzano con me prestava la sua opera. Quello è quello che io consideravo amico. Quindi c'è l'identificazione fisica concreta attraverso tutte le ricognizioni, ma a queste va aggiunta proprio la prova chiave finale del comandante del campo che dice: questo che mi mostrate è Michael Seifert. Sulla identificazione anagrafica, cioè l'uomo partito per il Canada, voi avete tutta una serie di riscontri. C'è un tentativo di depistaggio, perché ad un certo punto Seifert cosa fa?
Cypher capisce evidentemente che forse, anche se è rimasto, anche questo inconcepibile, indisturbato fino al 51 in Germania, ad un certo punto fa una modifica di quello che è il suo luogo di nascita. A noi risulta nato a Landau in Ucraina e lui dichiara in questi documenti, dove la data di nascita corrisponde tutto, dichiara di essere nato a Narva in Estonia. Ma d'altra parte voi avete le chiavi di riscontro precise, il nome della madre, da sposare, da sposata, il nome del padre, la data di nascita della madre, voi avete i riferimenti, i genitori sono quelli, la madre è quella, il nome della madre da celibe è quella, ma poi avete la prova provata della madre che attraverso la Croce Rossa ricerca quel Seifert che poi viene rintracciato in Canada. Avete la prova provata che quel Cypher è stato nelle SS nel periodo del campo di Bolzano ed avete la prova provata che il Cypher è l'uomo che cerchiamo. Io credo che ci sia un riscontro testimoniale, documentale, che si integra, si rafforza vicendevolmente e che dubbi sull'identità di questo uomo non ci possono essere. Materiale probatorio. Volevo dire due cose che mi sembrano importanti. Che cosa ha a disposizione il Tribunale? Io non entro nelle specifiche indicazioni di fatto che così bene il dottor Costantini vi ha indicato e che poi sono in quella memoria. Innanzitutto ha una messe di deposizioni testimoniali molto numerosa e allora io dico, quando noi abbiamo una serie di testimonianze di questo tipo, qual è il primo pensiero sempre del giudice? Un vaglio critico sull'attendibilità di queste testimonianze, perché la prova costruita sulla testimonianza richiede necessariamente anche un giudizio di validità del giudice attraverso l'attendibilità del testimone. Ma chi sono questi testimoni? Sono persone di una limpidezza esemplare. Sono uomini che si sono mossi sulla spinta di un ideale. Sono persone che non solo meritano il nostro rispetto, ma meritano la nostra ammirazione. Gente che non mente e non mentirebbe mai. Non c'è stato un testimone che è venuto a cercare di dire di più di quello che sapeva o più di quello che ricordava, anzi ci può essere stata con il tempo un'attenuazione della memoria, ma sono stati tutti di una limpidezza esemplare, di un'onestà esemplare e direi anche di non aver mai sentito il rancore nelle loro parole, ho sentito il terrore, la paura di quel ricordo e l'ansia di giustizia, sì, l'ansia di giustizia. Certo, voi avete delle testimonianze che sono testimonianze di tipo diretto e testimonianze di tipo indiretto. Voi avete la testimonianza diretta di chi riferisce cose che in prima persona ha visto e vissuto e avete poi la testimonianza indiretta. E sulla testimonianza indiretta c'è tutto il principio della valutazione della prova che l'articolo 192 del codice di procedura penale apre e che c'è giurisprudenza, c'è un sacco di dottrina su questo principio della testimonianza indiretta. Io dico una cosa che ho visto, che ho vissuto, poi riferisco una cosa che mi è stata detta e se per quel riferimento che do, e la dottrina è orientata molto in questo senso, non do una fonte o do qualcosa che è irraggiungibile perché io volutamente lo voglio far diventare irraggiungibile, allora la testimonianza diretta su quello che mi viene detto perde di efficacia. Ma se io, come in questo caso, vi do la fonte perché vi dico io l'ho visto entrare nella cella, ho sentito urlare e poi il mio vicino della cella di fronte mi ha detto che l'ha visto portare via morto, questo riferimento che dà la fonte da cui proviene la notizia e che questa fonte non è più raggiungibile non per colpa di chi dà la notizia, allora questa testimonianza indiretta che ha un riscontro e quindi ha un peso in un tassello di costruzione degli elementi della prova ha una funzione importantissima. Poi c'è un ultimo dato importante. Voi avete i libri, avete le relazioni, avete i risultati dei centri di documentazione. Questa memorialistica, questa cronachistica del lager di Bolzano, importante perché ricostruisce con profondità, sente le voci dei protagonisti ed è diventata storia. Ed è il libro della Zuccotti, se vogliamo, ma soprattutto le cronache di quelli che hanno vissuto in quel momento, in quel periodo, sono un elemento importante. Quando, signori del Tribunale, io prendo questo libro, Il lager di Bolzano, testimonianze sulla resistenza in Alto Adige, e leggo queste bellissime poesie del professor Meneghetti, che era professore e poi rettore dell'Università di Padova, capisco che sono poesie molto belle dal punto di vista lirico, dal punto di vista poetico, ma cosa dicono queste poesie? C'è una poesia che parla di Bortolo Pezzutti
Ed il professore Meneghetti, naturalmente con una capacità poetica notevolissima, ci dice qual è stata la fine sventurata di Bortolo Pezzutti. Quando ci parla della giovane ebrea che grida, questi sono documenti. È chiaro che il processo non si regge su questo, ma questo è anche nel processo e questo è un di più che voi avete nel processo, se vi servisse, ma io sono convinto che tutto sommato non serva. Ma è importante che ci sia, perché è storia, anche questa. Andando verso la fine, naturalmente qui si pongono dei problemi certamente di gravità e di esito finale della sanzione, che hanno una loro importanza, non solo dal punto di vista retributivo, chiamiamolo così, hanno importanza anche per le conseguenze del processo, il problema delle generiche, delle affermazioni, delle aggravanti. Io credo che anche se noi usiamo i termini barbarie, malvagità, torniamo alle voci, perché le voci di questa gente, io devo dire, mi hanno colpito. Torniamo alla Rossini e alla Scala quando dicono a noi bastava sentire la voce per tremare. Io non lo dimenticherò mai quell'uomo. Le voci di quei due uomini, il terrore che soltanto la loro voce poteva comunicare. Quando la dottoressa Giacomozzi del comune di Bolzano dice: io ho intervistato, sentito decine di persone, tutti, non ce n'è stato uno che non ricordasse i due ucraini, le belve. Ora pensiamo un attimo ai misfatti di quest'uomo e pensiamo un attimo anche alle modalità, perché non usava nemmeno le armi da fuoco. Faccio alcune considerazioni forse semplici ma non semplicistiche. Nella sua volontà di fare il male e procurare la sofferenza fino alla fine, non usava le armi da fuoco, se non raramente. Usava i colli di bottiglia, strangolava, usava i secchi di acqua in gennaio a Bolzano che ci sono 15-20 gradi sotto zero, che scagliava addosso alle persone nude, perché la morte non era solo il suo obiettivo, il risultato finale. La morte non poteva essere una morte pura e semplice, doveva essere una morte tra le sofferenze più atroci, e non solo, ma non doveva nemmeno essere una morte immediata, perché l'agonia si prolungava per giorni. Perché noi abbiamo i testimoni che dicono: l'ho sentito gridare 2-3 giorni e poi questo grido diventa sempre più fievole finché si spegneva. A parte il problema della prova, che non credo che dobbiamo vedere la fotografia di quella persona deceduta quando sentiamo questo racconto. Questi racconti ci dicono in realtà che quest'uomo ha fatto del massacro il suo puro divertimento, la sua ragione di vita in quei giorni. E tutto questo, se può valere ancora, a pochi giorni dalla liberazione. Perché se lo faceva 2 anni prima, non è che con questo si sarebbe meritato dei riconoscimenti, ma guerra finita, quando ormai il nazismo, la serpe del nazismo era stata stroncata, pochi giorni mancavano. La gente poteva uscire da lì a poco e lui continua a uccidere e a massacrare con quei modi, con quella intensità assoluta e quella malvagità. Certo si pone il problema delle attenuanti generiche. Ne parlo perché credo che come rappresentante della mia città, una città che veramente ha patito per la presenza di questo lager, e qui io vorrei solo dire una cosa, non per polemizzare. Io ho sentito un teste questa mattina dire che la popolazione gli era ostile. E certo ci sarà stato anche qualcuno di ostile nella popolazione, perché a Bolzano c'erano anche i nazisti, e questo è innegabile ed incontestabile. Ma io credo che sia stato un caso sporadico, e questo devo dirlo. Forse devo spendere una parola inutile nel processo, ma utile per me e per la mia città, sul fatto che questo campo, tra l'altro, era all'interno del quartiere italiano della città, e noi nelle cronache di queste vicende sappiamo di gente che gettava il pane, che aspettava l'uscita dei prigionieri. Alcuni di loro, i più validi e più efficienti, venivano portati nella galleria a lavorare, aspettavano l'uscita dei prigionieri per dare una mela, per dare un tozzo di pane. La città ha sofferto, la città non ha tratto né piacere né godimento da quanto è avvenuto, anche se qualche fanatico ci può essere stato. Io non dico che il teste ci ha detto delle cose che non sono vere, dico solo che il teste ha avuto purtroppo un riscontro che lo ha ferito, e che questo riscontro c'è stato, ma non va generalizzato. Le generiche non è che sono un diritto dell'imputato o un dovere da parte del giudice.
Io trovo sempre delle indicazioni anche nella dottrina generale, nel senso che il giudice che dà le generiche deve riscontrare un valore positivo, cioè io sono davanti ad un'azione criminosa, quell'azione criminosa è una previsione astratta che combacia benissimo con la fattispecie concreta del reato previsto dal legislatore, io giudice so che devo applicare quella pena che parte da un minimo. E poi però ammorbidisco, attenuo, cerco in qualche modo di fare un'opera di comprensione o di penetrazione delle intenzioni dell'imputato, per cui riscontro un qualche valore positivo nella sua azione. Qualcosa ci deve essere, o sotto il profilo soggettivo, che riguarda la natura dell'imputato, o anche sotto il profilo dell'azione concreta, oggettiva, ma io qui non riesco a vedere uno spiraglio. Non riesco a vedere un'ombra di possibilità per cui si possa dire che in Seifert, perché aveva 20 anni, ma signori, a 20 anni non credo che massacrare il prossimo costituisca, insomma, che l'età giovanile in questa maniera possa costituire in qualche modo un'attenuazione. Eravamo in guerra, ma le sue non erano azioni di guerra. Le persone che lui torturava e uccideva erano persone, non erano soldati che lo fronteggiavano, erano donne di 17 anni, quasi bambine, erano esseri inermi, erano indifesi. Quindi questo minimo di valore positivo, questa possibilità di introdurre nel mio giudizio una valutazione, una componente di attenuazione della colpa e della gravità del reato non esiste, perché questo reato è il più grave in assoluto. Toglie la vita, un bene irrecuperabile, e la toglie con quelle modalità. Allora, io sinceramente credo e sono convinto che la richiesta del pubblico ministero sia una richiesta sotto tutti i profili fondata. Sono convinto che ovviamente la vostra decisione sarà una decisione che non ridà la vita, non ripara le sofferenze, però è un atto, una decisione di giustizia, è importante, ha una funzione storica. E i giovani di oggi queste vicende le devono ricordare, le devono sapere. Allora, se questo è stato, come dice lo storico americano Goldhagen nel suo bellissimo libro I volenterosi carnefici di Hitler, se questo è stato un volenteroso carnefice, ma direi che questo aggettivo non gli va bene. Allora, questo è stato un encomiabile, dal punto di vista di Hitler, carnefice. Questo è stato un uomo che ha fatto della tortura e della morte, ripeto, lo scopo della sua esistenza. Quest'uomo non merita né attenuanti né compassione né comprensione. Ed è un'opera di giustizia che farete e non certo un'opera di vendetta che nessuno vi chiede. Grazie. Siamo Controtempo Teatro per la loro performance. È stato veramente molto toccante risentire parte di quello che abbiamo ascoltato all'inizio. È stato molto toccante però anche sentire le vostre testimonianze e ricordare una persona così importante per la nostra città. Ringrazio ancora la signora Adriana e Valentina che sono qui con noi questa sera. E noi andiamo avanti, ecco, anche noi con i nostri libri, col fondo che custodiamo gelosamente, ma che vogliamo aprire e prestare al pubblico, quindi siete invitati anche a venire a vedere, a prendere in prestito i libri, come avete sentito anche dall'intervento. L'avvocato Lohner citava i libri, si documentava, aveva appunto, leggeva e non era solo un bibliofilo, ma proprio leggeva e voleva trasmettere, anche dare un fondamento a quello che esprimeva appunto nel suo intervento. Vi ringrazio e buona serata.